Domani qua facciamo la university, quindi facciamo venire i pazienti, li facciamo sedere e partiamo. Dimmi, cos'è questo? Il paziente, il formaggio. Il formaggio. Ho portato al paziente il formaggio, grazie. Quindi questa è la zona dove archiviamo tutti i pazienti. Ragazze, come va? Abbiamo le telecamere, che state combinando? Ci stiamo preparando per il giorno di domani, per i pazienti che arrivano domani, già in clinica. Quanti ne abbiamo che arrivano? No, per adesso siamo a 10 pazienti, però per il mese di maggio siamo già al pieno. Bene, Quindi, sarà bello intenso. dobbiamo cominciare a fare i biglietti. Brave ragazze. Buon lavoro. Grazie. Ti rubo il microfono così vado di nuovo in giro a far vedere quello che sta succedendo in clinica. Vediamo se qui c'è Oleg, per esempio. Oleg si sta occupando anche lui di programmazioni. Vediamo un attimo. Lasciamo qua il formaggio, questo lo riprendiamo dopo. Oleg, come va? Che stai facendo? Che combini? Un po' di verifiche, un po' di bilanci, pazienti vecchi. Ah, ci sono Pazienti ancora vecchi? sì, caro. Nel senso Un po' più di bilanci. 70 anni? Più di 70 anni. No, i pazienti che hanno finito da un bel po'. Un bel po'. Sì. Una verifica, diciamo, contabile. Hai risolto poi con quel paziente che si era curato, che aveva linea, cos'era, standard? La standard non digitale, quella Ok. analogo, sì. Non ancora, però l'ho scritto un messaggio di avere una chiamata oggi, così di concordare tutto qua. Dai, vado a scocciare gli altri. Ciao, buon lavoro. E qua abbiamo, ecco, c'era un dentista che da poco mi diceva Dottor Palmas non ha il microscopio. Ma chi ve l'ha detto? Dottor Palmas ce l'ha il microscopio. E questo è il microscopio. Se io vado a rimuovere questo, per tutti i dentisti che dicono che Dottor Palmas non c'ha il microscopio, ecco a voi il microscopio di Dottor Palmas. Quindi non è vero che non c'è il microscopio. Informatevi bene prima. E qua abbiamo molti pazienti oggi. Abbiamo un gruppo di pazienti che è arrivato, parliamo di circa 10 pazienti che sono arrivati ieri sera e abbiamo quindi da mandare avanti tutte le varie chirurgie e le varie protesi. Lei è Nina che si occupa di gestire i pazienti e qua abbiamo dottori che si occupano poi della parte di terapie che stanno guardando per esempio delle TAC tridimensionali. Com'è difficile questo? Complesso? Per il momento è difficile perché non avevamo il l'osso. Il l'osso? L'osso in zona di seno mascellare. Quindi va ricostruito quello. Sì, anche l'osso per impianti tiroideo. Guarda che ho visto il tuo test di italiano. Bravo. Stanno sempre studiando italiano i ragazzi. Dai, faccio un giro. E quindi quello che facciamo è andare a vedere nelle varie sale qui di fianco quello che va fatto in bocca al paziente e andare a pianificare quelle che sono le terapie da fare. Qua chiudiamo così non disturbiamo. E gli sta la ragazza per esempio spiegando quello che va fatto al paziente. Questo l'ho voluto io, nel senso io volevo che in clinica tutti potessero vedere quello che sta facendo l'altro collega. Perché il dentista è un posto di paura, è un luogo di terrore per molti pazienti. E poter vedere quello che succede poi nella stanza accanto è un motivo di sicurezza per i pazienti. Quindi quello che è importante è anche il lato psicologico, non solamente seguire in maniera corretta le terapie, ma andare a fare in modo che i pazienti comunque si trovino bene, stiano bene, che i pazienti non abbiano un medico che mette loro le mani in bocca, che gli crei disagi anche psicologici, magari ne hanno già avuti parecchi in passato e hanno già sofferto parecchio. Vorrei farti vedere anche il blocco chirurgico, però
Oggi è mercoledì per esempio, sono giornate di chirurgia, lunedì, martedì, mercoledì si opera, meglio che non entriamo ora in questa zona. E comunque vedete questa, magari ve lo faccio vedere da fuori, questo è il blocco operatorio, il blocco chirurgico. Qua c'è la sala operatoria, non disturbiamo, dai, stanno operando qua i ragazzi. Questo è l'anestesista per esempio, Virgilio, ciao Virgilio. Tutto bene? Come va? Bene? Bene, Lui si occupa delle anestesie generali e si occupa di far dormire i pazienti quando li operiamo. Andiamo, usciamo dal blocco, non voglio interrompere qua le operazioni. Dai, prossimo vlog vi faccio vedere un'altra zona qua dell'ecosistema Dottor Palmas. Ciao!